Si tratta anche di favorire un cambio di mentalità, un cambio di cultura, perché qui proponiamo il trasporto gratuito nel servizio pubblico locale, naturalmente per chi ha un'età inferiore ai 26 anni in base al proprio reddito e gratis proprio anche rispetto a chi è in età scolastica di obbligo. E questo è un tema che ci sta particolarmente a cuore perché oltre a un aiuto concreto alle famiglie possiamo anche venire incontro alle necessità di un ambiente più pulito, di minori costi per la manutenzione stradale, di una libertà maggiore di movimento per i giovani che hanno la possibilità così di andare ovunque vogliano in tutta la regione del Veneto. Tra l'altro è una realtà che è già presente in altre regioni italiane, non serve andare all'estero dove questo è già in essere da parecchi anni. Quindi è un'attenzione particolare che ci sentiamo di riservare a loro, una misura concreta, immediata e che costerebbe anche poco perché dalle stime fatte il costo si aggira su una platea di potenziali beneficiari, circa 1 milione di persone in Veneto, costerebbe appunto 9,5 milioni. Quindi un dato interessante perché aumentando l'addizionale IRPEF allo 0,98% arriveremmo a soddisfare oltre l'esigenza del trasporto pubblico locale perché ci avanzerebbero anche dei soldi che potremmo andare ad investire ad esempio su asili nido gratuiti o per diminuire le rette nelle RSA. Anche questi sono due temi molto importanti per cui le famiglie fanno effettivamente difficoltà a trovare le risorse. In questo caso la Regione del Veneto verrebbe incontro ai giovani, alle persone con figli e anche alle persone con persone anziane, insomma, a carico, e quindi è una legge che unisce a 360 gradi tutta la comunità. Questa non è una legge che parla solo di sostenibilità o di mobilità, ma parla di diritto allo studio, perché in questo momento intanto il Veneto ha due tipi di problemi. Il primo è un'estrema eterogeneità del servizio, abbiamo più di 15 aziende di servizio di trasporto pubblico nel nostro territorio e soprattutto abbiamo dei costi molto elevati. Una famiglia circa per un anno di un figlio ad esempio che va alle superiori spende tra i 350 e i 500 euro. Questo significa che fondamentalmente il diritto allo studio in questo momento non è garantito. Se una famiglia deve essere obbligata a pagare per mandare il figlio o la figlia nella scuola in cui vuole studiare, appunto questa regione deve fare qualcosa. Rispetto alla copertura aggiungo un altro elemento, ovvero che 41 euro al mese, ad esempio per un reddito di 100.000 euro, è quello che già le famiglie del Veneto pagano per un mese di abbonamento mensile, quindi questa legge sarebbe realmente una rivoluzione nella vita quotidiana di famiglie, cittadini e studenti. Io penso una cosa molto chiara, che chi è giovane, chi ha 20 anni, se avesse una matita in mano e potesse disegnare liberamente il tipo di città che sogna per se stessa, per la propria famiglia, sognerebbe una città a scala urbana pensata, no? Per il passo d'uomo, per il passo di essere umano, una città da vivere, da respirare, un'università raggiunta con un servizio di trasporto pubblico gratuito a prezzo calmirato vuol dire andare incontro sia alle esigenze che una persona oggi ha, quindi nel concreto, ma in futuro vuol dire vivere, scegliere di continuare a vivere in questo territorio, perché si vede troppo spesso invece come dopo il percorso universitario, ormai nemmeno dei 5 anni, dei 3 anni, come le studentesse e gli studenti scelgono di andare a vivere all'estero, probabilmente in città in cui questi tipi di riforme invece sono presenti.